Ehi Travelers, è finalmente arrivato l'autunno e ovviamente non potevamo farci scappare un weekend in una zona in cui il vino fa da padrone, la Valpolicella. Tra borghi e cantine non ci si può di certo annoiare ed in questo video vogliamo darvi qualche spunto per organizzare il vostro viaggio in questa zona, per poi sconfinare in Lessigna e spostarci infine a Soave per degustare anche un po' di vino bianco. Prima tappa del nostro tour tra i borghi della Valpolicella è San Giorgio, conosciuto anche con il nome di Inganna Poltron, Inganna i Pigri, perché la salita per raggiungerlo è più faticosa di quanto sembri. Viene anche nominato la terrazza della Valpolicella ed effettivamente il panorama che si gode dalla piazza del centro è spettacolare. Tra l'altro noi non siamo stati molto fortunati, ma nelle giornate limpide si vede persino il lago di Garda. Da non perdere la Pieve Romanica, una delle più antiche del Veronese, e il suo bellissimo chiostro. Ci spostiamo di qualche chilometro e lungo la strada incontriamo la Pieve di San Floriano, nei pressi di San Pietro in Cariano. Fu costruita nel 900 d.C. ed è caratterizzata da un'imponente facciata in tufo e una struttura tradizionale a tre navate. Saliamo infine a San Rocco, una frazione del comune di Marano in Valpolicella, per visitare il santuario di Santa Maria Valverde, che offre un panorama unico sui vigneti e sulla vallata. La chiesa attuale risale al 600, ma pare avere un'origine molto più antica. Sembra infatti che sorga sulle rovine di un antico tempio dedicato alla dea Minerva. Spostiamoci ora più a nord per scoprire i dintorni della Valpolicella e in particolare ci spostiamo in Lessigna. Entriamo quindi in un luogo più selvaggio, fatto di boschi, cascate e cave di pietra rossa. La prima attrazione che incontriamo sulla strada che da Prun porta a Cerna sono le cave di Prun, una cava ormai abbandonata dove un tempo si estraeva la tipica pietra della Lessigna. Non troppo distanti da qui vi consigliamo di fare una sosta al Ponte di Veia, considerato uno dei più importanti monumenti naturali in Italia. Si tratta di un gigantesco arco in pietra calcarea che si è originato dal crollo di un'antica caverna abitata già 100.000 anni fa. Le dimensioni sono impressionanti, 9 metri di spessore ed un'arcata di 20 metri di altezza e 50 di larghezza. Proseguiamo il nostro tour con Molina, un piccolo gioiello tra i boschi della Lessigna che vi incanterà con le sue corti e case medievali con i tetti in pietra. L'attrazione principale del borgo è sicuramente il Parco delle Cascate, raggiungibile in circa 15 minuti di camminata dal cuore del paese. Il parco copre un'area di ben 150.000 m² e ospita torrenti, laghetti, ma soprattutto bellissime cascate visitabili attraverso 3 sentieri di diversa difficoltà, verde, rosso e nero. Noi abbiamo scelto il percorso rosso, che in circa un'oretta ci ha permesso di vedere tutte le principali attrazioni del parco, tra cui la bellissima e divertente altalena con cui dondolarsi sopra la spettacolare cascata. Ma veniamo ora al protagonista indiscusso di questa zona, il vino, tra cui il rinomato vino amarone conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ecco quindi qualche spunto per degustazioni e tour in cantina. La prima cantina che visitiamo è Le Vignele, un'azienda a conduzione familiare che nasce nel 1818 e conta oggi 9 ettari di vigneti che si estendono tra le vallate di Marano di Valpolicella, Negrar e San Pietro in Cariano.
Abbiamo avuto la fortuna di trovarci in Valpolicella proprio nel weekend dedicato all'evento più atteso dell'anno in questa zona, il Valpolicelle Cantine Aperte, che quest'anno si è tenuto domenica 9 ottobre. Una giornata in cui 26 aziende aprono le loro porte per degustare i vini di loro produzione e mostrarvi le loro cantine. Ritirato il nostro calice abbiamo girato un po' di cantine e ci siamo portati a casa una bella scorta di vini. Fin qui abbiamo parlato solo di vino rosso, ma la zona del Veronese non è famosa solo per il vino della Valpolicella. Ci siamo quindi spostati a Soave per degustare il famoso e omonimo vino bianco. Soave è il vincitore della sfida Borgo dei Borghi 2022 e passeggiando tra le vie del suo centro storico non fatichiamo a capire il perché. Il borgo medievale sorge ai piedi di un colle dove si staglia il suo bellissimo castello. Non passano di certo inosservate le sue imponenti mura risalenti al 1369 che circondano tutto il borgo e lo rendono completamente fortificato. Al costo di 7 euro è poi possibile visitare in autonomia il bellissimo castello, dove vi consigliamo di non perdere la passeggiata lungo il camminamento di Ronda, per un panorama mozzafiato sul centro storico e sui vigneti che lo circondano. Ed è proprio dai vigneti che circondano il castello che nasce il vino che prende il nome dal borgo, il Soave. Noi lo abbiamo degustato alla cantina Corte Mainente. E come sempre vi lasciamo in descrizione il link all'articolo con tutte le informazioni per organizzare al meglio il vostro weekend in Valpolicella. Buon viaggio!